Questa mattina sono stati due i primati della manifestazione: Lara Bianchin, atleta di casa del Veneto Banca Montebelluna nei 200 stile libero ragazze, e Mattia Zuin del Nottoli Nuoto nei 100 farfalla maschili. Un record spettacolare è stato battuto ieri da Giorgia Biondani, che oggi nuota in quarta corsia. Atleta eclettica, campionessa italiana giovanile dei 50 stile libero, che ben sa nuotare anche il dorso, è proprio lei al comando. Andiamo a vedere il tempo: 31:34 il passaggio a metà gara con la Stangerlin a 31:85. La Biondani ieri ha stabilito un primato della manifestazione che rappresenta anche il primato regionale e il primato italiano ragazzi. Primato italiano ragazze che deteneva già in vasca da 50 metri nei 50 e 100 stile, lo ha stabilito ieri nei 50 stile libero in vasca corta, eguagliando il tempo di Silvia Di Pietro. Prova a rientrare la Stangerlin nel finale, Biondani che resiste, si porta a casa la vittoria della seconda batteria 1:05.10. Con questo tempo va anche in testa alla classifica provvisoria. Sara Tovoli in corsia 1, Maddalena Vettoretti 2, Angelica Sinibaldi in 3, Nusa Eliavec in 4 e Martina De Stefano in 5, Laura Tessaro in 6.